Le strade alternative indubbiamente hanno avuto un sovraccarico di automobilisti, noi abbiamo messo a disposizione le nostre pattuglie già da questa mattina, oggi pomeriggio continueranno a operare e per tutto il periodo dell'ordinanza, pertanto avremo sul territorio, che appunto garantiscono questo traffico alternativo, personale della polizia locale proprio per supportare gli automobilisti. C'è stato abbastanza traffico, ci sono state anche delle lamentele che abbiamo cercato in qualche modo di risolvere con il nostro personale della polizia locale, spiegando le cause e le ragioni di questa situazione, e i lavori stanno procedendo molto bene e l'auspicio, la speranza è che addirittura si riesca a ripristinare il traffico normale prima della scadenza naturale prevista per la mezzanotte di domenica, ma addirittura prima. Qual è la raccomandazione agli automobilisti? Agli automobilisti di portare tanta pazienza, purtroppo dobbiamo fronteggiare questa situazione proprio nell'interesse del territorio, al fine di garantire anche alla mobilità debole, ciclisti e pedoni, quella possibilità di transitare in strada in sicurezza.